dedicata alle vetture del turismo preparato. Non è, dicono, ancora preparato ad affrontare una stagione intera di rally. A mio avviso invece sì, anche se uno dei luci della Formula 1 ha dimostrato anche qui in terra friulana che il piede pesante dei 300 km/h che viaggiano a metà di quella che è la velocità consona a lui sulle piste di tutto il mondo gli possono far vincere l'assoluto del gruppo A. Eccolo qua, la Bologna con Curone, Robert Kubica e Jakob Kerner. Robert, dunque, non pensi che non sia andato forte su quelle speciali, ti sei anche divertito? Ci siamo divertiti a fare il primo giro dove non abbiamo fatto niente, da ieri pomeriggio abbiamo preso un bel ritmo e ovviamente quando prendi il bel ritmo ti diverti ancora di più. Abbiamo fatto un bel rally divertente, bella esperienza, belle prove, bella organizzazione, tutto a posto. È il mangiare il bere il Friuli, sentiamo anche il tifo di quando sei entrato, non è indifferente. Sì, no, tanti tifosi, ho visto tanti appassionati di rally, sembrava che tutti fossero contenti intorno alle città quando facevamo un trasferimento che ci spassano le macchine, quindi sicuramente è regione che è positivo sul rally, che non è facile perché penso che in tutto il mondo ci sono tanta gente purtroppo contro i rally, però qua questa regione veramente ci ha dato un bel spettacolo. Saluto tutti i commissari perché lungo percorso sono stati grandiosi, anche loro veramente appassionati. E soprattutto nel rally non ci sono i sorpassi ai box. Sappiamo quello che è successo domenica a Spa nel Gran Premio del Belgio, eri il secondo, ti hanno sorpassato l'ultima, questo che poi l'ha presa anche bene, perché tra l'altro te che hai già vinto in Williams mi sembra nel Gran Premio di Canada. Ho vinto in BMW. Vi interrompo un attimo, potete venire avanti anche per la gente qui che necessita di fare le foto a voi, grazie. Adesso Robert, se me la concedi una domanda più fatta. Non hai firmato per la Ferrari perché altrimenti era dura fare i rally con una vettura del cavallino? Non ho avuto mai possibilità di correre per Ferrari, quindi corro per la Renault, sono contento di rappresentare un marchio così importante come la Renault e ancora più felice perché Renault mi dà l'opportunità di correre nei rally che mi appassiona, quindi tutto sommato direi che sono capitato in buone mani. Dopo questa stagione stiamo facendo un bel lavoro con gli ingegneri, con tutti i tecnici e la gente che lavora per Renault, quindi sono soddisfatto. Quindi possiamo garantire al pubblico che anche il prossimo anno Kubica c'è? No, garanzie non ci sono, una cosa è garantita. Una mezza promessa? Vediamo, Promessa bagnata visto che sta per cominciare a piovere. Da qua al prossimo anno è veramente passa del tempo, quindi non so cosa farò settimana, cioè sul weekend prossimo so cosa farò, il weekend non so cosa farò, quindi non posso dare nessuna garanzia, però sicuramente prove valgono tanto, quindi se avrò possibilità probabilmente ci torno. Ecco. E provare anche magari a fare una Clio Super 2000 così sei alla pari con gli altri. Non è in programmi del Renault di fare un Super 2000, quindi però mi basta Avanza Super 1006, è una macchina purtroppo un po' vecchiotta, però sempre gallina vecchia fa buon brodo. Kimi Raikkonen che sta correndo con il Citroën Kimi Raikkonen ex Ferrari, vinto il mondiale VRC, chissà che poi un giorno anche a te tocchi questo. Penso il mio approccio a rally è un po' differente. Kimi è diventato da un giorno all'altro, possiamo dire, pilota professionista dei rally, pur non avendo esperienza ai massimi livelli. Io lo faccio per divertimento, quindi è un approccio sicuramente molto diverso. Il mio lavoro principale, magari il lavoro non è una buona parola, però l'impegno principale è Formula 1 e là dove mi concentro al massimo. Allora, il politico di Cracovia, alfiere della Formula 1, sta per ricevere un altro riconoscimento dal presidente Pelizzo. Eccolo qua. Presidente di Banca di Cividale Pelizzo che vuole presente. Il segretario di premiazione Sara, che tanto che aspetta questo momento di fare una foto insieme a questo grande campione della Formula 1. E a voi chiedo il tributo, un grande applauso per questi due protagonisti mentre sta parlando. È sua intenzione venire ad abitare in Friuli.
stabilisca la data. Grazie. Vorrei chiarire che i giornalisti la girano bene. Diciamo che verrai in ferie più lui, dai. No, non do garanzie, quindi... Lui non promette niente perché sa che non è sicuro di mantenere. Questo è anche segno di serietà. Io gli farei un grande applauso per la sua simpatia. È stato veramente simpatico e l'applauso del pubblico testimonia quanta stima ci sia per questo pilota. Ricordiamo, domenica scorsa è sceso dalla Formula 1. Il martedì era già qua, perciò questo è segno di volontà di partecipare a questo rally del Friuli Alpi Orientali. Grazie alla RF che questa volta ha messo a disposizione la macchina per la vittoria e non dimentichiamo che le gare si vincono in due. Il suo navigatore, salutiamo con un applauso, Jacob Gerber!